A tutti voi buonasera, ben trovati in diretta a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Borgo Stazione AAA Sicurezza, cercasi il titolo di questa puntata. Sono state giornate piuttosto intense in città, tutto è iniziato da una rissa, sono esplose polemiche, ci sono state delle lagnanze, delle lamentele da parte della cittadinanza, da parte di chi vive in questa zona di Udine, ma anche di chi ci lavora quotidianamente. Parleremo di tutto questo nel corso di questa puntata di Elettroshock. Ci collegheremo in diretta proprio con Borgo Stazione. Prima però fatemi salutare gli ospiti con i quali parleremo questa sera. Allora un saluto e un ringraziamento al prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, grazie per essere tornato da noi, buonasera. Un saluto e un bentornato anche al sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Buonasera anche a lei. Buonasera a tutti. Allora, direi di cominciare subito dalla nostra copertina per riassumere quanto accaduto negli ultimi giorni, anche le decisioni che sono state prese per far fronte a questa situazione. Vediamo. Rissa tra stranieri in via Leopardi a Udine questo pomeriggio, un agente della polizia locale è rimasto ferito, 5 persone sono state fermate, una invece è riuscita a fuggire. Auspichiamo che questa situazione possa radicalmente cambiare nel breve periodo. Noi non siamo assolutamente disposti ad accettare questo tipo di comportamenti, finché quando le forze di polizia arrestano queste persone e il giorno dopo, pochi giorni dopo, sono di nuovo in mezzo alla strada, è molto difficile. Nessuna disattenzione e nessuna minimizzazione della situazione. Io stesso anche recentemente sono stato nella zona, insomma, ho anche percepito e, come dire, annusato quello che si respirava lì. Troppo giro di droga, troppi casini in giro, si pestano, si fermano i camion, si passano la droga davanti a noi, alle persone, lo vediamo noi. Questa zona, guarda qua, tutti drogati, tutti vendono droga. Però i soliti 10 che fanno casino. Soliti 10 che vengono presi, puniti, per poi ritornano. Il giorno dopo sono fuori. Noi abbiamo fatto una richiesta di utilizzare anche l'esercito in 2 punti della città, davanti alla caserma Cavarzerani e davanti alla stazione delle ferrovie. Abbiamo chiesto questo perché siamo un po' preoccupati, c'è stata un'escalation di fatti criminosi. Saranno 3 militari con una pattuglia presso la Cavarzerani, un percorso già individuato col questore e soprattutto in orari post pomeridiani notturni nella zona di Borgo Stazione. Questo è quanto accaduto. Partiamo allora dal prefetto. C'è stata questa rissa, non sicuramente il primo né l'ultimo episodio che ha acceso i fari su questo quartiere della città, però insomma c'è stato anche il ferimento di un agente, di lì c'è stata una richiesta non solo di incrementare i controlli sulla zona, ma c'è stata questa richiesta di far scendere in campo anche l'esercito. Una richiesta legittima, è una valutazione che ovviamente spetta al comitato, al prefetto in particolare, d'intesa col questore, quindi il coinvolgimento dei militari che erano già presenti sul nostro territorio in un numero consistente, ma soprattutto con le funzioni di controllare i valichi di frontiera. Abbiamo redistribuito una pattuglia, sono appunto 3 uomini con automontati e con le classiche fucili a canna lunga e a canna corta. Dopodiché quello che sarà, perché è ovvio che sono sempre oggetto comunque di polemiche queste situazioni, quindi era giusto e legittimo, visto che abbiamo fatto una valutazione congiunta con il questore e abbiamo capito che era possibile e fattibile questo spostamento. Spostamento vuol dire, come anche è stato già detto nel servizio, è una vigilanza dinamica che verrà effettuata H24 e coprirà la zona della stazione, Borgo Stazione, con quelle fasce notturne e pomeridiane e soprattutto anche la Cavarzerani, che è un altro punto sensibile su cui c'è comunque attenzione. Vigilanza dinamica vuol dire che ci si trasferisce e poi ci sono dei momenti di sosta che vanno valutati di volta in volta anche d'intesa con la sala operativa della Questura.
Quindi insomma ci sarà comunque questo contatto costante con la questura per capire se c'è la necessità di andare in un punto specifico, di intervenire in un punto specifico. Lei insomma l'ha chiarito sin da subito, non ci saranno dei checkpoint in città, è un presidio mobile che farà la spola, si muoverà tra questi due punti sensibili. Vedete in sovraimpressione il nostro numero al quale potete mandare SMS, messaggi, WhatsApp, fateci sapere che cosa ne pensate sul fatto che scende in campo appunto anche l'esercito per garantire la sicurezza in città. Prima di andare dal sindaco andrei in diretta allora subito dal nostro Davide Vicedomini che in questo momento si trova in Viale Leopardi. Buonasera Davide. Buonasera a te Alessandro, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera ai telespettatori. Come hai detto tu giustamente ci troviamo in Via Leopardi, un po' il fulcro di Borgo Stazione, una via principale. Alle mie spalle, giorni fa è successa anche l'ultima rissa, qui con me ci sono due residenti, entrambe da 22 anni, neanche farlo a caso, da una parte Maria Bruna Pustetto e dall'altra abbiamo Fiammetta Visentin, che un po' ci raccontano anche una situazione che oggi, parlavamo nel fuori onda, è alquanto paradossale perché c'è poca gente. Sì, io dico benvenuto Telefriuli, non servono le telecamere, quindi se c'è il questore o qualcuno in studio noi lo avvertiamo, non servono le telecamere, non servono particolari controlli, basta mandare Telefriuli, tutto si chiude, qui ci sono tutti questi negozi che voi vedete attorno, sono sempre aperti fino alle 10, alle 11, mezzanotte, stasera come vedete non c'è nessuno, quindi è corsa voce evidentemente, infatti è girato di WhatsApp eccetera, che diceva che ci sareste stati voi. Spariti tutti, tutte le luci sono spente. Fiammetta. Anche il bar stasera è deserto, non ci sono assembramenti e quindi è tutto tranquillo, è una bellissima zona. Oggi è una bellissima zona, Alessandra, però noi andremo anche dopo in via Roma, qua ci troviamo all'angolo con via Benedetto Croce, avete visto anche nelle immagini di Francesco Snidero che vi fa vedere anche delle telecamere che sono state installate recentemente proprio dal comune per rendere ancora più sicura l'area. Lei si sente sicura, Fiammetta, camminando qua, solitamente? Non molto perché si incontrano delle facce che qualche volta spaventano. Poi anche hanno quasi tutti il cappuccio in testa, la testa abbassata, quindi non si riesce nemmeno a vedere il volto di queste persone. Esercito sì o no? Sì, l'esercito sì, se può servire anche questo da deterrente, certamente sì, basta che possa fare qualcosa, perché sai, se ci sono i vigili urbani, la polizia, che però non possono fare niente. Io ho visto un episodio una ventina di giorni fa, proprio qui dietro a te, dove c'erano due poliziotti che cercavano di tranquillizzare un gruppetto di stranieri e c'era uno straniero che continuava a spintonarlo. E questo poliziotto rimaneva fermo. Questo è uno dei problemi, no? Di cui abbiamo discusso. Cioè, le forze dell'ordine fanno quello che possono, poi alla fine sembrano quasi... Ma veramente io ero fuori di me perché dicevo, ma rispondi, cioè non puoi stare fermo. E questo poi dicevo, ma dove trova questa solidità da non muoversi, da non dargli un ceffone? No, si faceva proprio spintonare, quindi onore al merito. Questi devono poter fare qualcosa perché in effetti è inutile dire, ah sì, con i vigili armati, ma gli armati di cosa? Se non possono usare, e io che sono figlia di un carabiniere so bene i regolamenti, come solo in casi estremi si possono usare le armi. Immaginati se c'è qualcosa qui, un morto, qualcosa, ma per carità, quindi massima prudenza. Fiammetta, all'occasione anche di avere il sindaco in trasmissione, anche il prefetto, se magari come residente si sente di chiedere qualcosa. Oddio... Noi vogliamo solamente che ridiventi una zona tranquilla come era 20 anni fa e che possano intervenire in modo definitivo nei confronti di questi. Non è cambiata sta zona? Saranno 10 anni. 10 anni più o meno. Sì. Alessandra, se non ci sono domande da studio...
Noi ci riprendiamo la linea, Davide, naturalmente torneremo in diretta da Udine. Vado dal sindaco, abbiamo sentito queste prime testimonianze, schierato l'esercito, adesso faremo una diretta ogni sera, porteremo le telecamere di Telefriuli ogni sera in Borgo Stazione, così magari qualcosa cambia. Adesso, scherzi a parte, abbiamo ascoltato insomma alcune testimonianze di persone che risiedono in questa zona della città da molto tempo e che hanno vissuto e che vivono in prima persona i cambiamenti di questa zona della città che evidentemente ci sono stati nel corso degli anni. Ci sono stati e sono stati molto radicali perché è cambiata la tipologia del commercio, sono cambiati gli esercenti delle attività commerciali perché effettivamente in quell'area lì c'è una presenza massiccia di persone arrivate da tutto il mondo. In particolare molti pakistani, molti afghani, alcune persone di colore anche, quindi non sono più i commercianti friulani, non è più la gente nostra, è gente arrivata da lontano, anche con costumi diversi, con tipologie alimentari diverse e soprattutto, questo che ci preoccupa, con comportamenti che non sono consoni in pratica con quelle che sono le regole di una vita civile, di un rispetto degli altri, per quanto riguarda proprio anche il modo di gestire le attività commerciali. E poi c'è il fenomeno purtroppo della delinquenza, in particolare lo spaccio della droga, questi ragazzi che spacciano sostanze stupefacenti, in particolare molto hashish, perché è per loro diventata la fonte di reddito, la possibilità di poter realizzare subito dei guadagni, e sono organizzati chiaramente da una rete di spacciatori più raffinati. Quello che è successo l'altro giorno, questo scontro tra due bande, dimostra proprio il fatto che una banda è arrivata in quell'area lì che era un privilegio e doveva restare un privilegio di un'altra banda. Ecco che allora è scoppiata questa aggressione fra i componenti di queste due bande, con l'arresto, per fortuna, grazie alla polizia locale e poi sono arrivate anche le altre forze dell'ordine che hanno permesso di individuare queste persone e anche di arrestarle. Adesso speriamo che la magistratura sia severa nei confronti di queste persone perché i cittadini chiedono degli esempi, chiedono alle forze dell'ordine, ma io direi a questo punto alla magistratura, di infliggere delle pene molto significative a queste persone, perché purtroppo il fatto dello spaccio della droga, che è una piaga terribile che ha colpito gravemente anche la città di Udine, io ricordo quella ragazza morta nella toilette della stazione ferroviaria di Udine, è un esempio di come lo spaccio e poi l'invito che queste persone fanno a chi transita lungo le vie, via Roma, via Leopardi, dove chiedono voi la droga, cioè sono fenomeni che vanno estirpati, che vanno bloccati, perché Udine non è questo, Udine ha una storia molto diversa e vogliamo vivere secondo quelle che sono le tradizioni positive di questa città. Ecco, tra l'altro riprendendo quanto ci diceva prima da Viale Leopardi la Maria Bruna Pustetto e ricordando poi anche le parole del comandante della polizia locale di Udine, il giorno in cui lei sindaco è andato da loro insomma, per portare la solidarietà della città, ricordiamo c'è stato il ferimento di un agente, il comandante Dell'Ongo a un certo punto ha detto sì, qua quando interveniamo rischiamo noi di essere indagati e poi le persone che vengono arrestate ce le ritroviamo in tempi brevissimi di nuovo in strada a commettere di fatto gli stessi reati o comunque protagonisti degli stessi episodi. Sì, purtroppo la legislazione secondo me ha dei vuoti, io spero che adesso il nuovo Parlamento, il governo intervenga per colmare questi vuoti e riportare un po' di più certezza sia nei confronti delle forze dell'ordine che non devono sentirsi in difficoltà quando agiscono per la difesa della legalità e poi anche per far capire a queste persone che in Italia non si delinque e soprattutto che le pene qui da noi sono pene certe, non sono così delle misure che poi nello spazio di qualche mese finiscono e quindi le persone tornano in libertà o magari alcune sanzioni che non sono
penali nel senso di una pena di reclusione, ma che sono amministrative, non vengono rispettate perché molti di questi soggetti che delinquono sono già stati oggetto di fogli di via, di provvedimenti amministrativi a cui non hanno temperato, non si sono allontanati né dal comune di Udine né dal territorio nazionale. E su queste cose bisognerebbe essere un po' più determinati e più severi. Allora, prima di andare in pubblicità, mi pare di capire che il nostro Davide Vicedomini ha trovato un locale aperto. Allora, torniamo in diretta a Udine. A te, Davide. Eccoci Alessandra, noi ci siamo spostati di 4 metri, siamo proprio all'angolo con via Benedetto Croce, abbiamo trovato una esercente, lei si chiama Florence, ecco, che da 20 anni praticamente che abita in Italia e da 2 anni ha aperto questo locale, contenta, però c'è un però. Sì, però perché questo Afghanistan e Pakistan ti disturbo, ti spacciare qui e poi ti metti anche qui, bidoni qua, allora metti... cosa qui, sempre che rompe il coglione fa cassini. Sì, cerchiamo di, solo di evitare le parole magari poco consoni. Florence, ma cosa fanno qua? Nascondere roba dentro. Droga? Sì, droga. Dentro qua. Anche quell'altra lì, no? Per quella noi non apriamo ombrello più per loro. Vengono qua tranquille, tu convivi con questa gente, non ce la fai, cosa chiedi alle forze dell'ordine? Per mandare tutto via, no? Cosa devi fare? Perché non lascia noi da fare, perché... Perché dopo rischi te. Certo, perché sai, noi africani, no? Quando loro vedi polizia, carabinieri così, noi non vendono niente, loro scappano via. Hai visto? Questo rovina il tuo mestiere e la tua zona. Sì, perché qua noi paghiamo i tassi, tutto. Hai visto qua? Qua c'è un bel cartello, Alessandra, magari grazie a Francesco, facciamo vedere. C'è scritto non gridare. Nel primo esempio che lei ha voluto dare ai suoi clienti, effettivamente c'è silenzio e nessuno... Sempre che gridare, fai casino, no? Sempre, io non capisco niente, non so perché. Questa Afghanistan pakistani, sempre casino, questa via, non lo so. Però lei rimane qua. Certo, dove vai? Rimani qua, perché io vivo qua per tanti anni, ho nato i miei figli qua, loro più di 20 anni. Orgogliosa di essere a Udine? Certo, e mi piace a Udine, no? Perché io tanti anni qua, lavoro qua, vivo qua. Bene. Sì, mi piace. Grazie Flores, grazie di questa tua testimonianza. Grazie. Alessandra, ti restituisco la linea. Grazie a Davide, ci scusiamo naturalmente per la parolaccia che è scappata. Intanto stanno arrivando i primi messaggi, fateci sapere che cosa pensate. Ci scrive un telespettatore dicendosi d'accordo con quanto diceva prima il sindaco di Udine, serve punire, bisogna punire. Spesso vediamo che vengono arrestati e poi ritornano presto in libertà. Ci scrive questo telespettatore, servono pene più severe. Facciamo una pausa per la pubblicità, poi torniamo in studio e di nuovo in diretta da Udine, leggeremo anche gli altri messaggi che stanno arrivando. A tra poco. E allora di nuovo in diretta su Telefriuli con Elettroshock, riflettori puntati, è proprio il caso di dirlo questa sera, su Borgo Stazione. In studio con noi il prefetto e il sindaco di Udine, poi il nostro Davide Vicedomini che si sta muovendo nel quartiere di Borgo Stazione, con il quale ci colleghiamo in diretta. Mentre stanno arrivando altri messaggi, poi li leggeremo insieme. Volevo tornare dal prefetto per insomma commentare un po' anche le prime testimonianze che abbiamo raccolto. Adesso intanto la situazione è un po' diversa, ci hanno raccontato gli ospiti in collegamento diverso in diretta rispetto a quella che si vede normalmente, dove ci raccontano ci sono locali aperti fino a tardi, con diverse persone che sostano all'esterno. Abbiamo sentito insomma anche prima alcune battute, si parlava di personaggi loschi e di spaccio anche in pieno giorno davanti allo sguardo delle persone che si trovano a passare o che lavorano in quel quartiere.
No, sicuramente non ci sono ricette, non ci sono formule magiche per risolvere un problema del genere, perché l'unica cosa, ed è sicuramente vero, non minimizzarla mai, di questo siamo tutti consapevoli, anche questi servizi comunque sono uno spaccato e vuol dire tenere i fari accesi, anche se per poco tempo, su una situazione. Stiamo lavorando nel senso che comunque tutti quanti, dall'amministrazione comunale in poi, a tutti i soggetti che possono essere coinvolti, anche lo stesso comitato che si è costituito, insieme facendo rete, facendo, come dire, opera anche di recupero del territorio in questo senso, quindi sia per le forze dell'ordine che col coinvolgimento anche di eventuali attività o iniziative sul posto, ci si riappropria di un territorio. È ovvio che più tempo passa e più queste cose poi vanno avanti senza che si ponga un freno, rischiano di essere veramente irrecuperabili. L'abbiamo visto in tante situazioni in altre città che possono avere caratteristiche anche molto simili a quella di Udine. Non siamo ancora in questo momento, ma è ovvio che anche quello che è successo è stato un campanello d'allarme molto forte. Però è ovvio che la normativa è quella che attualmente vige, nel senso che comunque anche l'autorità giudiziaria ragiona e lavora con queste regole. Quindi non ho formule magiche, però sicuramente l'impegno, abbiamo manifestato anche recentemente con un fine settimana importante dove le forze dell'ordine hanno come dire, distribuito molte risorse umane, che di questi tempi non è sempre facile, ma l'obiettivo è questo, quindi su questo ci sarà sicuramente sempre massima attenzione anche da parte delle forze dell'ordine, il questore in questo senso si è già espresso. I militari sono un'aggiunta, un qualcosa in più che dà, come dire, una tranquillità su cui io però ovviamente non mi voglio fermare, perché sarebbe poco sensato, anche perché loro hanno delle limitate capacità e possibilità di ingaggio. Quindi le forze dell'ordine sono i primi che comunque devono lavorare e lo stanno facendo, credo, egregiamente anche in quest'ultimo fine settimana e lo assicureranno anche continuamente. E questo per raccontare un po' quello che sta succedendo. Ecco, tornando alla presenza di questo mezzo militare che farà la spola, chi visita, conosce le grandi città, ormai si è abituato insomma, a questa presenza che nelle città, ripeto, quelle più grandi è ormai una costante, però a volte ecco, vedere, sapere che c'è quella presenza cambia molto anche la percezione che hanno i cittadini, perché poi c'è anche questo aspetto, se ci sono delle situazioni realmente pericolose o è così che vengono percepite poi dai cittadini, e in senso negativo ma anche in senso positivo appunto quando si vedono delle divise, quando si vede un mezzo militare sul territorio. Sicuramente un valore aggiunto, ripeto, però non esprimiamo formule magiche per la soluzione di questo problema, perché loro danno un contributo, ripeto, sicuramente di vicinanza, di presenza continua, perché H24 girare e vederli mentre fanno il transito magari nella zona della stazione piuttosto che nella Cavarzerani è sicuramente un qualcosa in più. Però ovviamente i cittadini non è che si devono aspettare soluzioni magiche da questa presenza. Loro hanno anche, ripeto, delle capacità di ingaggio molto limitate e sono sempre in raccordo con le forze dell'ordine. Poi insomma sappiamo che il contesto internazionale non è dei più semplici e sappiamo appunto come questa presenza possa essere richiesta in punti ancora più sensibili e delicati del territorio. Intanto continuano ad arrivarci messaggi, tra poco torneremo in diretta da Davide Vicenobini per raccogliere altre testimonianze da Udine, non solo Borgo Stazione, perché ci scrive una telespettatrice, Benedetta, che segnala la situazione, così ci dice, dei locali dell'azienda sanitaria del Dipartimento di Prevenzione in via Manzoni e in via Cicconi, ci dice la telespettatrice, zone, punti regolarmente occupati da persone senza fissa dimora dedite a traffici illeciti, locali pubblici sanitari ricettacolo di degrado e malaffare, così ci scrive Benedetta. E poi un altro telespettatore che torna su Borgo Stazione e ci
ci dice: se quel quartiere è così tanto degradato è anche colpa di certi agenti immobiliari che ci hanno speculato sopra, sfruttando il deprezzamento generale degli immobili. Magari su questo sentirei il sindaco Fontanini, perché abbiamo raccontato di un quartiere che negli anni è cambiato e sono cambiati, come si diceva prima, gli esercenti, anche molti dei residenti. Sì, sono cambiati moltissimi residenti che purtroppo hanno dovuto abbandonare questa zona della città perché la convivenza non era facile. C'era questa presenza massiccia di persone arrivate da molto lontano, in particolare dall'Afghanistan e dal Pakistan. Io non ho mai capito perché dobbiamo ospitare i pakistani sapendo che il Pakistan ha una popolazione di 250 milioni, è una potenza nucleare e noi, Italia, con i nostri 60 milioni dobbiamo sobbarcarci l'onere di ospitare gratuitamente queste persone che entrano senza chiaramente rispettare i requisiti che sono previsti per gli immigrati, perché ricordo che in Italia si può entrare dall'estero a lavorare come immigrati, però chiaramente bisogna fare un percorso legale che è quello di avere un contratto di lavoro e avere la possibilità di trovare un'occupazione che ti permette poi di avere un reddito e quindi di avere una sistemazione dignitosa per quanto riguarda la tua abitazione e anche un sostentamento per poter vivere degnamente. Purtroppo noi siamo un terminale di questa rotta balcanica perché le televisioni parlano sempre di chi arriva dal mare, dal Nord Africa, però arrivano tantissimi anche via terra proprio da questi paesi, il Pakistan, l'Afghanistan, il Bangladesh. Adesso c'è questa novità di queste persone che arrivano anche da questo stato e che attraversano, fanno tanti chilometri a piedi anche con mezzi meccanici e arrivano sui nostri territori, anche perché si era sparsa la nomea che Udine era una città ospitale, perché i miei predecessori, il mio predecessore in particolare, ha sempre fatto una politica di grande accoglienza, di dire qua c'è posto per tutti, e invece purtroppo non c'è posto per tutti, c'è posto solo per un certo numero limitato di persone che, se così, riescono a integrarsi, se no scattano questi fenomeni di cui siamo tutti testimoni e che non possiamo accettare, cioè spaccio della droga, gente che dorme all'aperto, gente che non trova sistemazioni, che non trovano occupazione e quindi i problemi poi della delinquenza, della devianza e di tutto quanto degenera poi e porta una zona della città a diventare un'area inospitale, un'area che i nostri rifiutano di vivere perché la ritengono pericolosa per la convivenza. Ecco, qui apriamo poi un altro capitolo, tutto il tema dei flussi migratori, una questione che interessa il nostro Paese ma che è di carattere internazionale, un tema insomma estremamente delicato con i quali fare i conti, insomma più volte, su questo vorrei sentire anche il prefetto, si è sottolineata la necessità che ci sia una presa in carico, diciamo così, che non sia lasciata nelle mani dei singoli paesi, figuriamoci insomma delle singole regioni, dei singoli territori, ma insomma è necessaria una regia sicuramente ad un livello superiore, perché sappiamo che è ciclico, però ormai è un fenomeno con dei picchi ma costante nel tempo. Vabbè, assolutamente sì, sono anni che ormai la rotta balcanica incombe in questo territorio, quindi nella Friuli Venezia Giulia io l'avevo già incrociata nel 2017 quando ero a Gorizia come prefetto, prima nomina, e immediatamente fui investito di un problema che si era presentato all'interno della città di Gorizia con l'occupazione, diciamo, strategica del tunnel Bombi. Era diventato c'erano 150 persone che venivano gestite poi da associazioni di volontariato perché non c'erano possibilità di accoglienza nelle strutture che la prefettura aveva in quel periodo messo a disposizione. Qui è un problema che purtroppo ciclicamente nel periodo, diciamo, tarda primavera, estate si ripresenta perché comunque le rotte le conosciamo, i transiti e gli arrivi sono quasi cadenzati e quindi è ovvio che è un problema che poi va a risalire a monte, ma sono scelte governative su cui ovviamente anche il nuovo governo andrà sicuramente a operare.
Noi facciamo quello che possiamo con le strutture di accoglienza che sono sul nostro territorio. Al momento questo la Cavarzerani, che è diventato un po' un polmone grosso dove vengono sistemate molte persone, più un'accoglienza diffusa distribuita in tutta la provincia, e al momento posso essere abbastanza tranquillo perché non abbiamo situazioni di degrado come in altre città. Sappiamo anche in questo il Ministero comunque cadenzalmente, con una certa cadenza, ci opera trasferimenti in altre regioni. È ovvio che è una redistribuzione del problema in altre zone, ma in tutto questo non dimentichiamoci che queste persone fanno richiesta di asilo. Facendo richiesta d'asilo vengono inseriti in un circuito che ha dei vari gradi di giudizio, perché dalla commissione richiedenti asilo che è presso di noi si passa anche in caso di rigetto, e spesso lo è, alle valutazioni dei tribunali e dell'autorità giudiziaria. È un circuito purtroppo lungo che a volte sicuramente come dire, va a pesare su tutto il sistema, in primis il sistema di accoglienza. Quante persone ci sono attualmente alla Cavarzerani? Al momento sono 600 e rispetto a un mese e mezzo fa siamo scesi di parecchie persone, perché a un certo punto avevamo sfiorato i 900. Che diventava non gestibile, quindi abbiamo detto fondamentalmente la Cavarzerani è satura e non possiamo più accogliere nessuno. Si è operato uno svuotamento perché il Ministero ci ha aiutato in questo e comunque c'è stato un alleggerimento, io direi fisiologico, nel momento in cui appunto la Cavarzerani non dava più accoglienza. Allora, andiamo in diretta dal nostro Davide Vicedomini. Intanto leggo un paio di messaggi. Ci scrivono: i problemi ci sono, gli spacciatori ci sono, l'esercito è la soluzione sbagliata a un problema reale. Questo ci scrive Marco Job. E poi un'altra telespettatrice, Giulia, dice: buonasera, per la nostra bella Udine sì all'esercito se necessario per ragioni di sicurezza. Torniamo in diretta a Udine dal nostro Davide Vicedomini. Eccoci Alessandra, ci troviamo con Giorgio che è albanese, sì. E qua ha un esercizio, una pizzeria da 20 anni. Qua, lavoro qua quasi da 15-20 anni, no? Hai visto cambiare sta zona? Sì, tanto, prima era diversamente, era più divertimento, più gente per bene, adesso arriva un po' di tutto. Senti, ma rispetto a 2 giorni fa, 3 giorni fa, quando c'è stato anche gli ultimi controlli, maxi controlli da parte della polizia, carabinieri, guardia di finanza, è cambiato qualcosa? Qualcosina sì, c'è più calma, no? Però se loro non vedono le pattuglie iniziano di nuovo a urlare, sparare, spacciare, fanno di tutto, no? Cosa servirebbe secondo te durante le giornate, tutti i giorni? Qua una pattuglia fissa, un paio di borghesi, che storia finita subito. Però se non c'è la legge, sì, li prendono, li portano fuori, di nuovo sono qua perché non hanno una casa, non hanno niente, no? Vengono, vanno. Però se sono 3-4 in borghesi che li prendono, storia finisce subito. Però se non c'è, non c'è. Esercito? Esercito non so cosa dirti. Erano anche vigilanti, però anche loro non facevano niente, per dire. Loro anzi avevano paura di questi qua, giravano per niente. Cosa noti qua dal tuo negozio di solito? Di tutto, c'è gente brutta che quante ne vuoi, però sì. Però l'unica cosa è che non tocca. Dicevi, sono sempre i soliti alla fine. Sì, sono i soliti 10, sono 10-15 di loro, vanno, vengono, è così. Tu ti senti sicuro come esercente? Sì, quello sicuro, ma loro non toccano, perché anche loro sanno, non toccano mai nei negozi qua, nessuno, mai successo niente, per dire. Quando c'è stata l'ordinanza, no, che ha vietato anche l'alcol, sì. Questo ti ha penalizzato? Tanto, sì, ma 3 mesi non ho venduto birra. Uno a fianco vende e io che sono 20 metri, per dire, non posso vendere. Per colpa di quei negozi piccoli che lì va gente di tutto, no? Gente brutta, per dire. Niente, ormai, vediamo, ma qualcosa è cambiato ultimamente. Bene, speriamo allora. Alessandro, ti restituisco la linea. Ci fermiamo, una pausa per la pubblicità, poi di nuovo in diretta con Elettroshock e leggeremo ancora i messaggi che ci state mandando. Fateci sapere cosa ne pensate. A tra poco.
Di nuovo in diretta con Elettroshock. Allora leggiamo rapidamente alcuni messaggi, poi insomma ci torneremo su, alcuni condividono insomma il loro pensiero, ci sono diversi insomma telespettatori che stanno dicendo sì, va bene all'esercito se questo fa aumentare la percezione della sicurezza, qualcuno non ritiene che questa possa essere una misura risolutiva, peraltro lo diceva insomma lo stesso prefetto, è una presenza, insomma non può essere questa la strada. Andiamo a leggere altri messaggi. Allora, ci scrivono perché non affidare queste persone che delinquono, questi clandestini, direttamente alle loro ambasciate oppure ai loro consolati di riferimento in maniera tale da non gravare sulle spalle dei cittadini? Prefetto. Noi abbiamo anche proprio vicino Udine un CPR, che è il CPR di Gradisca. Mancano gli accordi bilaterali e quindi non c'è la possibilità di rimandarli a casa. Ci sono soggetti, giustamente venivano evocate 10-12 persone, che sono quelle sostanzialmente, diciamo, lo zoccolo duro della vicenda e che sono quelle che danno complicazioni a tutta la zona, ma non avendo accordi bilaterali, quindi non è sicuramente una cosa su cui noi possiamo operare, almeno a livello territoriale, non riusciamo a restituirli e quindi non riuscendo a rimandarli, almeno attraverso una vacanza al CPR, non possiamo rimandarli indietro. Peraltro in questo momento la situazione a Gradisca è sicuramente più complicata. Insomma, abbiamo raccontato in questo periodo tra Trieste e Gradisca una situazione sicuramente insomma, più preoccupante, diversa anche per i numeri da quella che stiamo vivendo in questo momento a Udine. È così? Sì, abbiamo, come dire, mantenuto a un certo punto l'esigenza di non avere più persone che potessero entrare soprattutto nella Cavarzerani, che rischiava di diventare molto attrattiva a un certo punto. Questa cosa che io a un certo punto ho buttato sul campo dicendo vabbè, se non vengono più perché sanno che la Cavarzerani è chiusa, spero di non avere problemi all'esterno perché poi magari mi rimangono sul territorio e rimangono poi nella città di Udine. Questo non si è verificato per fortuna, insomma, è stato giusto fare così in questo momento. Ecco. Ok, l'esercito, leggiamo altri messaggi, ma poi devono comunque sempre chiamare le forze di polizia. E ancora ci scrive Maria Stella, forze dell'ordine ed esercito indispensabili insieme nei servizi di vigilanza nei quartieri più sensibili di Udine, con particolare attenzione al Borgo Stazione e inoltre anche da vigilare altri quartieri tipo via Riccardo Di Giusto, così ci scrive Maria Stella. E poi un altro telespettatore, anche i funzionari di polizia ormai lo dichiarano apertamente, finché la legge rimarrà così non c'è molto da fare, anche l'opzione dell'eventuale impiego di personale militare non servirà a nulla. E poi un altro telespettatore ci scrive: buonasera, ci vorrebbe tolleranza zero, dato che oggi li prendono, domani sono di nuovo fuori. Inoltre l'esercito che sta nelle caserme potrebbe essere più utile sul territorio, questo ci scrive un telespettatore. Poi qualcuno sottolinea anche un altro aspetto e questa domanda la rivolgo al sindaco. Va bene il controllo del territorio anche con l'esercito, ma l'amministrazione comunale partecipa anche a progetti sociali di informazione e di integrazione di chi arriva sul nostro territorio? A molti progetti, ad esempio per quanto riguarda i minori non accompagnati, perché c'è anche questo fenomeno, non ci sono solo ragazzi che hanno la maggiore età che arrivano dall'estero, ma arrivano anche dei minorenni che non sono accompagnati e che dobbiamo assistere. Allora questi vengono gestiti da delle cooperative, dai gruppi che sono preparati per questo tipo di servizio e le spese sono a carico al 50% del Ministero degli Interni, e qui devo ringraziare il prefetto che ci dà una mano, e per il resto sono a carico dei comuni. Attualmente il comune di Udine ne ha 100
più di 100 da gestire, che significa non solo dargli da dormire e mangiare, ma anche fargli fare un percorso educativo, cioè apprendere la lingua italiana e poi anche tutta una serie di conoscenze che sono in pratica una specie di scuola e anche poi un percorso per insegnargli un mestiere. Questa cosa al Comune di Udine costa 3 milioni al mese, queste sono le cifre che noi dobbiamo sostenere per questa tipologia di intervento. Ho citato un esempio, ma poi ce ne sono altre, c'è la scuola per adulti, che in parte è sostenuta anche dal Comune per l'alfabetizzazione, e poi altri interventi che vengono fatti per aiutare associazioni che sono in collaborazione con noi e che ricevono sovvenzioni anche dal Comune di Udine. Allora, torniamo tra poco in diretta dal nostro Davide. Intanto ci state veramente scrivendo in tanti, vediamo di riuscire a leggere tutti i messaggi. Allora sì, un telespettatore prima segnalava anche una situazione di degrado legata al fatto, così scriveva questo telespettatore, che ci sono agenti immobiliari che hanno speculato su Borgo Stazione, ed è arrivata la risposta del presidente provinciale della FIAIP di Udine, quindi della categoria, che dice, ci scrive: buonasera, gli agenti immobiliari non speculano sulle situazioni di degrado territoriale, anzi si rammaricano per un deprezzamento generale di certe zone meravigliose che purtroppo perdono di valore. Ci rimettono tutti, scrive ancora il presidente provinciale della FIAIP di Udine, ma soprattutto i cittadini che assistono quotidianamente a certi scempi. Si collabori assieme per una riqualificazione. Poi leggeremo gli altri messaggi. Andiamo in diretta da Davide Vicedomini. Eccoci Alessandra, allora noi ci troviamo con Luigi Armano, che è il presidente del comitato Viviamo via Roma. Esattamente, giusto? Viviamo Ecco, via Roma. Viviamo via Roma. Parliamo adesso di riqualificazione, perché con gli altri abbiamo parlato di tutti i problemi che ci sono. Questo comitato però è nato per che cosa? È nato per riqualificare fondamentalmente, è un comitato che dà idee, che ha voglia di proporre, quindi le critiche è facile farle, però quello che tutti vorrebbero sempre alzare la mano e dire la loro. Ecco, il comitato è un'occasione per questo, quindi fare una proposta, avere delle idee e a gran voce, perché ormai siamo 150 di noi circa, abbiamo la voglia di riprenderci un po' il territorio anche, quindi serve avere delle idee per questo e serve ascoltare tutti. Il comitato è l'anello di congiunzione fra il quartiere, fra il quartiere delle Magnolie e quelli che sono gli organi istituzionali per avere un contatto quanto più diretto possibile. Ecco, avete sentito anche le parole di Armano, le Magnolie, il quartiere Le Magnolie, non ci tiene a sottolineare Borgo Stazione, ma Le Magnolie, perché? Beh, le Magnolie perché qua è sempre stata una zona conosciuta nella storia qua di Udine, sì, perché c'erano le Magnolie, insomma adesso è arrivato il momento di farle rifiorire. Ecco, come spesso succede in tante zone, come è successo, che ne so, per Piazza San Giacomo, se non sbaglio, 30 anni fa, là era la zona del degrado, poi si è spostata in altre zone, adesso qua è arrivato il momento un po' di riprendersi il territorio, dico sempre io, ecco. Lei è investito doppiamente in questa zona, non si è pentito? No, basta crederci, insomma, ripeto, bisogna avere delle idee e poi non sono l'unico, c'è gente molto più grande di me che ha fatto investimenti molto più grandi e insomma io nel mio piccolo comunque ho portato Starbucks, che è un format nuovo dove do l'opportunità alla mia clientela di arrivare qua sulla zona, mangiare un prodotto nuovo, differenziarsi dal classico kebab, quindi uno non mangia né kebab né pizza, ma viene a mangiare un'alternativa, non voglio dire sano perché tutti sono sani e buoni,
però voglio dire... Cerca di portare insomma il suo prodotto, Made in Italy. Chiamiamolo così. Sì, non solo quello, ma diciamo qualche novità non solo a livello di food ma anche a livello strutturale. Infatti riprende un po' lo stile newyorkese, il locale, e quindi anche... Abbiamo visto anche una statua di libertà qua davanti, insomma, che lei ha messo, se non sbaglio. Ecco. Senta, adesso lei ha il sindaco, il prefetto. Se Sì. vuole lanciare un appello, cosa si vuole chiedere? C'è molto da chiedere e più da fare ancora. Intanto vi ringrazio sicuramente per essere qua con noi, ascoltarci, tutte le istituzioni. Che altro dire? Da chiedere più presenza delle forze dell'ordine sicuramente. Io chiedo fondamentalmente di fermare le persone e perquisirle. Ecco, e basta, solo questo. Alessandra, qui da Borgo Stazione o quartiere delle Magnolie è tutto per ora. Le Magnolie in fiore, una bellissima immagine, una bellissima via insomma da percorrere quando queste piante sono in fiore. Vi leggo un po' di messaggi, poi andiamo a sentire anche i nostri ospiti. Benvenga l'esercito, ma con almeno una persona delle forze dell'ordine. Poi ci scrive Carlo da Udine: per me sarebbe sufficiente tenere ben stretti in galera quelli che vengono arrestati e che poi poche ore dopo sono già liberi. Un altro telespettatore ci dice ci vorrebbero più presidi di forze dell'ordine nelle scuole, nelle zone vicine a Borgo Stazione. Ci parla di adolescenti che potrebbero essere in pericolo. Dice ci sono anche dei minori non accompagnati che creano qualche problema fuori dalle scuole, e questo telespettatore ci segnala uno spaccio di sigarette elettroniche ai minori di 14 anni. Queste insomma sono un po' le segnalazioni che ci arrivano. E ancora, la sicurezza va costruita con il contributo dei cittadini che vivono il quartiere. Va costruito un percorso di sicurezza partecipata. Questo telespettatore Umberto dice la militarizzazione di Borgo Stazione potrebbe avere l'effetto contrario, addirittura quello di peggiorare la percezione della sicurezza. Prima di andare in pubblicità volevo insomma sentire anche su questi ultimi messaggi il sindaco e il prefetto. Fontanini. Ma innanzitutto penso che gran parte dei telespettatori condividono questa presenza maggiore delle forze dell'ordine, perché c'è un problema, come sentite, di gente che non si comporta correttamente, quindi dobbiamo intervenire nei confronti di queste persone per dare serenità a tutti, perché chi si comporta correttamente non ha nessun rischio, non ha nessun problema. Anche noi abbiamo fatto dei grossi investimenti, oltre alle telecamere, abbiamo acquistato anche questi 2 cani antidroga che sono fondamentali soprattutto per individuare gli spacciatori e anche per poter poi sequestrare la droga. Sono le cose su cui ci sentiamo maggiormente motivati. E poi c'è un discorso anche di abbellimento della zona delle Magnolie, abbiamo messo delle fioriere, le stiamo rinnovando, adesso abbiamo dato l'incarico ad un architetto di studiare anche una sistemazione dell'area con ulteriori interventi. Poi ricordo che ci sarà un grosso investimento perché alcuni privati hanno acquistato l'ex albergo Europa e lo ristruttureranno e tornerà a diventare un albergo importante per la città di Udine, che è un albergo che da tanti anni è in disuso e quindi si recuperano alcune zone, alcuni fabbricati di quell'area per riportarli a splendore e quindi dare a questa zona della città, come fa quel signor Armando che è veramente eccezionale per gli investimenti che ha fatto, per l'entusiasmo che mette proprio per riqualificare sempre più quest'area, e ha ragione, bisogna chiamarla il quartiere delle Magnolie, perché è non solo una bella espressione, ma effettivamente l'immagine che in primavera, il mese di aprile, denota quest'area con queste fioriture delle Magnolie. Vado dal prefetto, c'era anche questo messaggio, no? Creare un percorso di sicurezza partecipata, no? Quindi questa collaborazione, questo mettersi in qualche maniera in gioco anche da parte dei cittadini, degli esercenti, insomma della città di fatto.
È una formula magica questa qui. La sicurezza partecipata è sicuramente apprezzabile. Quel borgo ha delle caratteristiche uniche, perché io vengo anche da altre esperienze, altre zone, e non ha quelle caratteristiche dove non c'è poi bisogno di tanto decoro e di tanto miglioramento della struttura architettonica. C'è bisogno sicuramente, come sta facendo il signor Armando, che presiede e segue il comitato di Via Roma, di dare tante iniziative su cui sicuramente anche l'amministrazione comunale può dare un contributo e un incentivo. È ovvio che la riappropriazione del territorio in questo senso, ma ci sono anche tantissimi esercenti, credo che abbiano, anche se non italiani, hanno tutto alla voglia e l'esigenza di essere mantenuti al riparo da queste situazioni di degrado. Siamo in un equilibrio instabile su cui effettivamente anche intervenendo adesso si può e si deve recuperare. Le caratteristiche della zona ci sono tutte. Bisogna crederci effettivamente di più. Le forze dell'ordine faranno quello che possono e su questo vi do, come dire, la rassicurazione. I militari sì, aprono sempre squarci di dibattiti, ma io ripeto, non do tanto valore ai militari, che sono comunque un contributo di maggiore sicurezza percepita, però sicuramente non è la soluzione del problema. Allora facciamo un'ultimissima pausa per la pubblicità, poi ci ritroviamo per l'ultimo collegamento da Udine e le considerazioni dei nostri ospiti in chiusura tra poco. E allora abbiamo ancora pochissimi minuti a disposizione, torneremo a collegarci con Davide per un saluto da Udine. Intanto vi leggo, comunque vi riassumo perché ci avete scritto in tanti questa sera, cerchiamo un po' di, anche se in forma sintetica, dare voce a tutti. Allora ci scrivono: la zona di Borgo Stazione non riguarda solo via Roma, anche via della Rosta, dove lo spaccio è all'ordine del giorno. In tanti ci scrivete sì, serve più sicurezza, va bene anche l'esercito se serve. E poi sul tema delle telecamere qualcuno ci dice purtroppo non sono sufficienti a contrastare la criminalità nemmeno come palliativo. E poi qualcuno ci segnala la situazione del sottopasso verso via della Cernaia. Insomma ci state segnalando diversi aspetti. Poi visto insomma che si parlava prima di riappropriarsi di questo quartiere, leggiamo questo messaggio, non si firma il telespettatore ma ci dice: riprendiamoci il quartiere delle Magnolie, far chiudere tutti i negozi non in linea, via Roma deve diventare via Monte Napoleone, solo negozi chic, caffè alla veneziana, diventa una strada che dalla stazione passeggiando si arriva fino in centro tra profumi e magari insomma anche una zona pedonale. Andiamo rapidamente da Davide in diretta da Udine, poi rientriamo in studio. Vai Davide. Ecco Alessandra, giusto un saluto perché passeggiando e tornando alle nostre macchine, tornando a casa, abbiamo incontrato Repubblica Dominicana e Colombia. Le abbiamo messe insieme perché Udine ha anche multiculturalità in questa zona, nel Borgo delle Magnolie. Iris poi compie gli anni, quindi festeggia? Stasera faccio gli anni, mi faccio gli auguri di sola, tanti auguri Iris. Ecco. Dalla Repubblica Dominicana invece Flavio, dalla Colombia. Sono colombiano, ma senti una cosa che ti voglio fare capire anche tutta l'Italia, sì. La multiculturalità che abbiamo qua nell'Italia. Dovete capire una cosa, che noi siamo fatti per bene, non che sempre che venite da noi con questa maniera di stringere. Scontrarsi, e invece bisogna stringersi la mano, andare avanti. Bravo, ecco, lei come si trova a Udine? Ma io sto bene, anche sempre ho vissuto a Milano, sempre sono stato nell'Italia, mi piace un sacco. Ma la cosa bella che dovete capire tutti italiani, che noi stranieri, anche se non lo volete capire, non lo volete sentire, noi siamo per bene.
Ecco. Come si trova Udine? Bene, bene, benissimo. Sono qua dal 98, ho vissuto sempre qua e comunque mi sono trovata bene, non ho mai avuto problemi di razzismo né niente del genere. Sono qua questa sera per festeggiare il compleanno della mia amica Iris. Bene. Tanti auguri a Iris, Alessandra, grazie. Grazie. A voi. Grazie Alessandra, ti restituisco la linea da Borgo Stazione, quartiere delle Magnolie, è tutto. Insomma Davide, ci pare di capire che ti aspetta una festa di compleanno adesso. Tanti auguri a Iris, grazie per il collegamento a Davide Vicedomini, anche al nostro Francesco Snidero che lo ha seguito per Borgo Stazione. E insomma vi abbiamo un po' raccontato, l'abbiamo fatto in diretta, collegandoci in diretta con il territorio. Ci sono anche dei segnali positivi che ci piace cogliere, no? Anche da queste interviste. Vi leggo così in conclusione, poi faccio fare naturalmente una battuta conclusiva ai nostri ospiti. Però ci scrivono: la rigenerazione urbana funziona se si rigenerano gli spazi, si rigenera la convivenza sociale e culturale. Benvengano gli investimenti che recuperano gli immobili, bisogna recuperare aree e spazi che favoriscano la convivialità, l'incontro, lo stare assieme anche al di fuori dei bar o dei caffè. Sindaco, una battuta per chiudere. Ma io condivido questa espressione di questo telespettatore, perché in effetti Udine è diventata un luogo dove i bar sono usciti all'aperto, moltissime strade, moltissimi marciapiedi sono occupati dai tavolini dove la gente può sedersi, può passare qualche ora in serenità, perché la città è bella anche così. Sono contento che il finale un po' del Borgo delle Magnolie finisca con questo bel compleanno di questa signora della Colombia, che quindi significa che le persone che vivono a Udine sono contente e dicono anche a noi: dovete volerci bene, ma senz'altro c'è la volontà di vivere in serenità tutti assieme. È chiaro che però ci sono alcuni fenomeni che vanno bloccati e dobbiamo lottare con determinazione, ripeto, soprattutto per quanto riguarda lo spaccio della droga e chi non si comporta correttamente e che non vuole vivere la città come tutti i cittadini storici e quelli venuti da pochi anni devono vivere la città di Udine. Allora Prefetto, i problemi l'abbiamo capito ci sono, esistono sicuramente, non li nascondiamo, ce ne facciamo carico come insomma si sta facendo sul territorio, però ecco è importante anche cogliere i segnali positivi laddove ci sono, non dimentichiamoci neanche di quelli insomma. Assolutamente, intanto ho visto Davide ben integrato, quindi mi fa anche molto piacere, ma dà anche il senso dell'accoglienza e della presenza multietnica di quella zona. Forse la valorizzerei un po' questa capacità e questa risorsa, perché io ho visto in tante altre città d'Italia quartieri che erano assolutamente degradati e che sono stati trasformati. È un'opera lenta, quindi minuziosa, su cui però insomma, le possibilità e le potenzialità ci sono tutte, perché questa caratteristica non bisogna mai dimenticarla. Ormai credo che sia un dato di fatto. Insomma, ci è piaciuto davvero questo esperimento, portare le telecamere in città anche per raccontare in maniera diversa un quartiere, perché poi a volte anche il modo in cui si racconta quello che succede in città, quello che non succede in un determinato quartiere, finisce in qualche maniera anche per cambiare la percezione dei cittadini. Ripeteremo sicuramente questo esperimento, magari davvero può essere un'occasione per conoscersi, per raccontare diversamente questo punto della città. Ci ritorneremo sopra sicuramente, ci avete scritto in tantissimi, grazie per il vostro contributo che è prezioso nelle considerazioni, nelle riflessioni, anche ovviamente nelle segnalazioni di quello che può essere migliorato. Ci ritorneremo sopra sicuramente. Un ringraziamento particolare al prefetto di Udine Marchesiello, al sindaco di Udine Fontanini per essere stati qui con noi in diretta questa sera, anche per rispondere ovviamente alle sollecitazioni dei cittadini, dei telespettatori. Un saluto in regia a Fabio Di Bernardo e a Chiara Miscori e grazie naturalmente a voi che ci avete seguito da casa. Buonanotte a tutti, grazie per essere stati in nostra compagnia, alla prossima.